signor Presidente, le sembrerà irrituale una manifestazione di cittadini di fronte al Palazzo del Quirinale, ma c'è una ragione precisa per quello che stiamo facendo e proveremo a spiegargliela. Siamo qui perché la Presidenza della Repubblica è la casa di tutti gli italiani ed è qui, a casa, che abbiamo sentito il bisogno di tornare per farle sapere che ci siamo. Siamo qui per rispondere alla domanda che forse un giorno ci faranno i nostri figli. Ma voi dove eravate? Siamo qui perché vogliamo farle sapere che c'è un'altra Italia, diversa da quelle che ci raccontano le cronache di questi giorni. Una comunità solidale di cittadini responsabili che studiano, lavorano senza cercare scorciatoie, amano e rispettano le leggi e le istituzioni repubblicane. Siamo qui perché non abbiamo rinunciato alle nostre responsabilità di figli, genitori, studenti, imprenditori, lavoratori, pensionati. Siamo qui perché non riusciamo a rimanere indifferenti di fronte al degrado delle istituzioni e dell'immagine dell'Italia nel mondo. Siamo qui perché non riusciamo a voltarci dall'altra parte di fronte alla gravità delle vicende che stanno venendo alla luce. Siamo qui perché ci sentiamo umiliati e offesi dal comportamento del Presidente del Consiglio, al quale l'articolo 54 della Costituzione impone di adempiere le funzioni pubbliche che gli sono state affidate con disciplina ed onore. Siamo qui perché è questo il nostro modo di rispettare e onorare la nostra storia e la nostra Repubblica, offrirle, signor Presidente, il nostro sostegno, il sostegno di semplici cittadini che non rimangono indifferenti e hanno la forza di indignarsi. Siamo qui perché siamo certi che le nostre istituzioni democratiche devono e possono essere restituite alla normalità di una grande democrazia occidentale. È per questo che siamo qui oggi e saremo qui ogni volta che lei lo vorrà. Grazie, signor Presidente. In una situazione così delicata, in cui il Parlamento è sottoposto al ricatto politico e istituzionale di un Presidente del Consiglio che non ha il senso del dovere di dimettersi, e di fronte a un governo che pensa soltanto a sistemare gli affari del Presidente del Consiglio, è l'ultima speranza che ci rimane per poter dire che siamo in un paese democratico. Siamo qui noi dell'Italia dei Valori per ribadire che prima liberiamo il Paese da un'anomalia che crea disagio, che crea vergogna, che crea umiliazione e che non pensa affatto ai bisogni primari dei cittadini, meglio è. Siccome però questo signore non si dimetterà mai di sua spontanea volontà, è necessario che un movimento di popolo faccia capire ai parlamentari, a quelli che ancora oggi gli danno la fiducia, soprattutto a quelli che si sono venduti e si stanno vendendo per 30 denari, che la storia si ricorderà di loro come coloro